Le ho detto che non lascio nessuna dichiarazione. Ma un'idea se la sarà fatta, signora? Ma certo, ma però le sto dicendo che non lascio nessuna dichiarazione. Ha paura? Le chiedo solo questo. Grazie. Non se la sente di parlare l'imprenditrice la cui auto è stata bersaglio della prima bomba carta sganciata in via del Rovere. Sono le 16:20 quando due boati ravvicinati fanno letteralmente tremare portoni e finestre nel cuore della zona industriale di Godega. Il primo ordigno esplode su questa Volkswagen T-Roc bianca, ieri parcheggiata all'esterno, oggi dentro i cancelli con dei danni visibili. Lo specchietto divelto, il cristallo in frantumi, per terra i segni di quello che solo distrattamente potrebbe sembrare il residuo di una festa di carnevale. La seconda bomba esplode pochi istanti dopo, qualche metro più in là davanti al portone scorrevole dell'officina meccanica LP Car. La faccia del titolare è quella di chi l'ha scampata per un attimo. Prima un'esplosione, che penso fosse stata fuori, e subito dopo il boato qua vicino che sembrava dentro all'interno del capannone, invece l'era appena fuori qua del portone e basta. E dopodiché siamo andati fuori e fuori era sta nebbia, sto odore da polvere da spara e basta. L'esplosione è talmente forte che solleva persino il lamierato del portone, solo per caso non c'erano persone e operai nei paraggi. Ero là così, perciò le 10 metri in linea d'aria non so che è successo, e con il portone aperto. Sì, è stato un boato. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri del comando di Conegliano. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere, soprattutto quelle private. Al momento non ci sarebbe nessun testimone diretto. Tutte le ipotesi sono aperte, anche le più inquietanti. Sul momento pensavamo una bravata di qualcuno, basta, altro no. Ma quando abbiamo visto i danni sulla macchina non era una bravata, insomma. Penso fosse più mirato il discorso, non lo so.